Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Loreo. Perché siamo a Loreo? Perché fine settimana campionato mondiale di pesca. Sono con due illustri ospiti che prego di presentarsi. Con la signora che è? Allora, sono Barbara Durante, segretario generale della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e segretario internazionale della Federazione Internazionale della Pesca Sportiva in Acque Dolci, quindi in doppia veste questa volta. E poi qui alla mia destra ho il presidente del comitato provinciale FIPSAS di Rovigo, Pavan Giovanni. Che dire, cos'è questo tipo di pesca, che è una pesca particolare, e perché avete scelto poi il Canal Bianco e questo territorio per fare questo tipo di gara? Ma qui già si è svolto nel 2017, se non erro, il campionato europeo di pesca al colpo nel Canal Bianco ad Adria e naturalmente l'ospitalità è stata ottima e il campo di gara ha comunque risposto alle nostre esigenze a livello di pesca e quindi di conseguenza abbiamo, a livello internazionale è stata assegnata alla Federazione Italiana l'organizzazione di questo campionato e la Federazione Italiana, il comitato di settore, ha deciso di riproporre nuovamente il Canal Bianco per questa manifestazione. Quindi è il quinto campionato di pesca feeder mondo per club, quindi qui abbiamo 43 club che vengono a disputare questo campionato in rappresentanza di 21 nazioni, 21 paesi, perché ogni federazione può far partecipare 2 club. Con il sindaco Moreno Gasparini di Loreo, nonché presidente del Parco del Delta del Po. Certo. Allora sindaco, questa qua è una bella responsabilità, l'abbiamo chiesto anche ai suoi collaboratori ed è un'importanza determinante per il marketing territoriale, o sbaglio? Assolutamente sì, io credo che questo appuntamento sia come posso dire, un punto nevralgico nel senso buono di quest'area, di tutto il Delta del Po, di tutto il Polesine e in primis Loreo. È una soddisfazione, è un orgoglio del primo cittadino che sono io, ma insieme ai miei collaboratori, e devo ringraziare in questa fase a tutti quanti hanno collaborato, a tutti i livelli, dalla Proloco a tutte le associazioni, alla Protezione Civile che ha coordinato insieme alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine tutto quello che avverrà fra poco. Direi che questo è un appuntamento importantissimo che crea e dà la possibilità di mettersi, come si suol dire, mettersi in vetrina a tutti i livelli. Il quinto campionato mondiale del pesca feeder dà e raggiunge un intero pianeta, perché sotto il punto di vista di passioni per la pesca sportiva io credo che vada a raccogliere quanti più stati oltre a quelli che saranno presenti oggi, quindi per Loreo è assolutamente una vetrina in prima fila. Ecco, qui parla il sindaco di Loreo, giustamente. Sì, ma con orgoglio. Il presidente del parco queste cose, tra l'altro molte sono le iniziative che state promuovendo e sempre di più il Polesine sta nell'occhio nazionale e internazionale. Ma certo, io credo che in questi casi, in queste fasi si debba parlare sia da sindaco di un comune come uno dei 9 facenti parte dell'ente parco, ma anche da presidente dell'ente parco, perché se si ha a cuore lo sviluppo di questo territorio, credo che sia come sindaco che sia come presidente del parco questo vada nell'ottica e nella direzione di uno sviluppo che è quello oggi mediatico, quello come dicevo prima della vetrina internazionale, ma soprattutto di un indotto che può essere quello della pesca sportiva, che va a sfruttare anche in condizioni diverse rispetto a quelli dei 3 mesi di fuoco della stagione balneare, ma va a diluire un pochino quello che è la visitazione in un territorio importante e meraviglioso come il nostro. Diego Siviero, presidente della Proloco, che responsabilità hai di portare queste cose qua, un campionato mondiale? Veramente è un'emozione grande, forte oggi, un grandissimo evento mai successo a Loreo, e quindi è un onore essere qui a presenziare questo grande evento mondiale proprio per il nostro territorio, e quindi vorrei ringraziare tutti i volontari che sono sempre operativi e sempre disponibili in ogni momento, in qualsiasi evento, anche in questo perché l'abbiamo preparato, c'è del lavoro dietro eccetera, e comunque veramente è una grande emozione oggi qui essere qui con questo grande evento mondiale addirittura, Leandro, cioè veramente emozionante.
emozionato. Grande Diego, grande Proloco, sai che sei l'unico presidente che conosco di tutte le categorie che lavora? Insomma, bisogna dare l'esempio, bisogna dare l'esempio. In pole position. Bisogna dare l'esempio. C'era qualcuno che faceva la pubblicità, un presidente e un operaio. Esatto, un buon capo deve essere lui per primo, essere capace di lavorare. Io questo è il mio motto, l'ho sempre detto, sempre lo dirò. Quindi grazie a voi. Ciao Leandro. Con Massimo Rossi, preso al volo, responsabile della comunicazione di questa gara. Allora, è un'organizzazione che è impegnativa sicuramente, e ho chiesto anche alla collega della FIPS perché scegliere il Canal Bianco. Si sceglie il Canal Bianco perché è un campo di gara che ormai abbiamo testato tantissime volte e ha dato dei risultati importanti. Alcuni anni fa, se non ricordo in che anno, però abbiamo organizzato sempre in Canal Bianco, nello stesso tratto, un campionato europeo che oltretutto abbiamo anche vinto sia a livello di nazioni che a livello individuale, quindi esatto, quando si gioca in casa e si vince è sempre un bel andare. E in ogni caso ribadisco, il campo di gara del Canal Bianco in tutti i suoi tratti è un campo di gara che piace al nostro agonismo e quindi lo proponiamo anche a livello internazionale. Ecco, Sabrina Converso, una ragazza con la passione della pesca. Sai che non sei la prima che troviamo così interessata alla pesca, e anche te naturalmente la soddisfazione di avere questa gara qua a Loreo, tra Loreo e Adria, ma perché una ragazza si avvicina alla pesca? È uno sport sano soprattutto, e vederli che si divertono qui nel nostro canale di Cavanella Po, che si trova sotto il comune di Loreo. Ma perché si divertono? Perché molti non lo sanno, ma il Canal Bianco in quel tratto lì ha la marea, quindi subisce la marea. I pescatori lo trovano molto tecnico, divertente, ci sono diverse catture, no? 44 squadre che 21 nazioni, quindi il primo poi qui in Italia per club. Hanno scelto proprio Loreo per partecipare a questa bella manifestazione e noi siamo orgogliosi e contenti di trovarli qui.